È stata denunciata per simulazione di reato la 28enne protagonista di Una notte brava tra il cinema multisala di Silea e il Lido di Jesolo, finita con una sospetta violenza sessuale di gruppo poi esclusa dalla polizia del commissariato di Jesolo. La donna, completamente ubriaca la notte tra il 28 e il 29 dicembre, si era inventata tutto mettendo a rischio la posizione di 3 ragazzi residenti a Jesolo che avevano trascorso la nottata a bere con lei. Grave incidente stradale questa mattina attorno alle 7:30 lungo la tangenziale di Porto Gruaro, causato dalla presenza di ghiaccio lungo la carreggiata. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri e polizia locale, un'utilitaria condotta da una ragazza di 23 anni di Teglio si è scontrata con un mezzo pesante. Per estrarre la conducente dal veicolo sono intervenuti i vigili del fuoco di Porto Gruaro. La giovane è stata poi trasferita in elicottero a Mestre in condizioni disperate. Ancora da chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente. L'indagine è seguita dalla Procura della Repubblica di Pordenone. A causa del ghiaccio comunque in zona questa mattina altre 2 auto sono uscite di strada senza conseguenze per gli occupanti dei veicoli. Nuovi guai per il tram. Il percorso misto con le auto si è rivelato ancora una volta una trappola in via Sandona a Mestre. Il servizio della linea T1 è stato infatti interrotto a causa di un incidente tra auto. Lo scontro è avvenuto alle 14:40 in via Sandona all'altezza di via Pasqualigo. 2 vetture si sono violentemente tamponate. Le macchine incidentate hanno quindi bloccato la carreggiata e il servizio su rotaia si è dovuto fermare. Sul posto, oltre ai vigili urbani, anche un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del SUEM. La CTV ha attivato il servizio sostitutivo arrivato dopo qualche tempo per caricare i passeggeri. Il servizio è potuto riprendere verso le 15:20. Veneziana viene investita in pieno e lasciata a terra dolorante, a Cortina. Un caso che i carabinieri sono riusciti a chiudere in pochi giorni con la denuncia di un automobilista del posto per omissione di soccorso. Tutto è accaduto il 30 dicembre scorso verso le 5 di mattina, quando una ventenne proveniente dal territorio lagunare in montagna per una vacanza è stata travolta da un furgone Ford Transit che ha continuato la propria marcia sulla strada statale 51. I carabinieri sono risaliti al pirata della strada grazie alle indagini. È un giovane dipendente di un hotel della zona.